sai cosa si dovrebbe fare invece? Prendere, cancellare tutto e scrivere bello chiaro. Michelangelo Merisi da Milano. Siediti. Che capisci di conto? Ma se Michelangelo Merisi la chiamava a firmare a Caravaggio, vuol dire che ha ammesso che aveva fatto prima giro piazza della Chiesa o piazza del Comune, il cuore galera mia a Roma, Milano, Malta, Napoli, ma galera a Careas, e questo vuol dire che la salonga, no? Per esempio, Leonardo da Vinci. Sì, non si stava parlando mica di Caravaggio. Ma voi lo sapete perché di Leonardo nessuno sapeva il cognome e si firmava da Vinci? Figurati se lo sa. Leonardo, quel gran genio di Leonardo, era un figlio illegittimo. Illegittimo! E quindi non potevo dare il cognome Michelangelo, tanto per cominciare. Non era figlio legittimo. Anzi, fermo il Lucia. Senti un'altra, ora cosa c'entrano i promessi sposi? Oh, ma te magari sei proprio ignorante. Fermo le Lucia ieri di tutti. Fermo, Merisimo, Siratori. Se dal caso che era Caravazzini, Margherita. E Margherita, la zia di Caravaggio. Oh, finalmente. Margherita era la vaglia dei figli di Costanza. La marchesa Costanza, marchesa di Caravaggio. E Francesco, il marito della marchesa, fu addirittura testimone della mamma del Caravaggio in San Fermo Rustico. No, era la chiesa di San Pietro e Paolo. Beh, comunque, per finire il discorso, Leonardo scriveva Leonardo da Vinci per farsi riconoscere. Come Antonello scriveva da Messina per farsi riconoscere. Infatti, e siccome Michelangelo non aveva certo motivo di vergognarsene del cognome Merisi, Visto considerato che c'era già qualcuno che si chiamava con quel nome, scusa un minuto, allora, se vu al Nas a Roma, al diceres mai che all'aria di Napoli, scusa un minuto, se vu de tre al diceres mai che è del nostro paese, no, papà, la male la storia, no? ma poi via, dai, sono secoli che si dice Michelangelo da Caravaggio e ti pare adesso che si prende e si cambia tutto. Già adesso c'è gente che si dice Michelangelo da Caravaggio e non sa neanche chi è, ma ti immagini che casino se si dovesse scrivere Michelangelo Merisi da Milano, ma bisognerebbe cambiare tutti i cartellini dei musei, tutti i volumi, tutte le pagine, insomma tutto, e scrivere Michelangelo Merisi da Milano. Ma e per cos'è? Per un certificato, per dire, è sempre un certificato, io per cosa sono scritte lì. Infatti. Scusi lei, sa che Michelangelo Merisi da Milano? Quello dei fogli a 100.000 lire. No, quello che dipingeva le mignotte. Ma quello che ha ammazzato quell'altro, come si chiamava? Che poi l'hanno fatto fuori sulla L'hanno spiaggia. ammazzato? Certo, non l'hai visto in televisione, non si vede chi era, ma si capiva. Oh, belle considerazioni che vedi un grande maestro, belle nozioni d'arte che chi. Malte, non confondiamo. Beh, Pirlettina di Milano, dimmi una cosa, te che parli tanto. Lo conosci almeno un quadro del tuo Michelangelo Merisi da Milano? Certo che lo conosco. Ascolta, sta lì che ti ha preso il cervello, si te sopra. Dai, va bene. Diciamo che avete ragione voi, ma allora perché non c'è rimasto a Careastri il vostro Merisi? Ah, mica a Caravaggio non c'erano le botteghe per imparare